Corpo di Polizia Penitenziaria del Triveneto compie 209 anni e festeggia con i cittadini in Piazza dei Frutti a Padova, un'istituzione che dal 1817 contribuisce a mantenere ordine e sicurezza nelle carceri, ma anche a trasformare in fatti concreti lo spirito della pena, che è quello di rieducare il detenuto e accompagnarlo verso un percorso che lo faccia poi reinserire nella società una volta terminata quella parentesi della vita. Un'occasione storica importante, portare nella cittadinanza il corpo della Polizia Penitenziaria, soprattutto per dimostrare e raccontare il difficile lavoro che svolgono all'interno degli istituti. Per questo oggi siamo di fronte alla popolazione che si rende conto dell'importanza di questo corpo. Un lavoro affiancato dai volontari, sempre più preziosi. Ringraziamo tantissimo il terzo settore, il volontariato, che lavorano insieme alla Polizia Penitenziaria, a tutti gli operatori dell'amministrazione penitenziaria ad uno scopo comune, che è quello appunto della rieducazione per il reinserimento sociale. Il lavoro di questi agenti non è mai sotto i riflettori, si svolge tra le mura delle carceri, spesso in condizioni difficili, accompagnato da un profondo stress, sia per il sovraffollamento cronico delle prigioni, sia per le carenze di organico, una situazione questa che il governo vuole invertire. Si è investito davvero anche sui concorsi, sulle nuove assunzioni, ne abbiamo effettuate più di 15.000, insomma è un numero rilevantissimo, non solo di polizia penitenziaria, anche di personale che è utile proprio anche nei percorsi di recupero.